dentro non credevi che capitale tu fai un palazzo. Io non ho capito una cosa, ma perché i palazzi si devono demolire dal piano di sopra, dall'ultimo piano? Non era più facile demolirli da sopra, così non facevamo le case. Comunque questo è un palazzo antico, molto antico, mi hanno detto 200 anni. Questo è stato costruito da un architetta, Antonia Rico Pettini, che era famosa a Napoli perché faceva tante costruzioni, però appena terminava la costruzione sarebbero tutte morte. Questo è l'unico palazzo che è rimasto in piedi, però lo pare che da lì sempre non fare. A proposito, non fare come ieri con quel piccolo, quella comune, perché con quel piccolo noi facciamo così, la Positivo dove ci troviamo. Oh, Bastiane, ci sta la nana! Ma che stile, ci sta la strada! La costa, io sta allegro perché a mulera, a sta buca mulera rosso, la combinare, la cavola! A chi ce l'ha da volta? Ma non lo puoi fare che andava ma chiama tu, non lo facevi capite? A schiavere la parola, non un muratore. E sì, ma non è detto l'ultima parola, ti tenga ancora la voce buona. Bastiane, che spostare la fuga? Poi, ma un minuto ma è una bella che hanno detto. Venite con il favore, venite. Guardate questo. Attento però che potete spostare. Non vi preoccupate, ingegnere, io sono pratico ad arrampicarmi nei palazzi in costruzione e anche in questo che è in demolizione. Persona più ragionevole. Con me è la stessa cosa. Mio padre anche mi ha detto che vuole, no, mi dispiace, lasciare non si fa. E che sta cifra per tutto questo materiale dentro che manco saponaro per cattarsi. Ma se come voi, ve ne potete pure andare. E vabbè, ora veramente mi sono scucciato. Vostro padre l'ha da fornire. Sapete che vi dico? Io l'affare non lo voglio più fare. Non compro più niente. Lascio perdere. Perché anche voi volevate fare un poeta, lontano da queste vie. Già. Ma signore, Paolo, mi puoi dire che ci vede una cosa? Sì. Esatto, che ci state una. E citatene una, e ci fate piacere. Ma spero che insistete. Sì. Allora mi davo il punto. Bravo! Poesia si intitola Cuore, mio cuore, canta, ora lo puoi. Il tempo fu insegnante e professore. Canta quella canzone che a 20 anni era suonata e senza impostazione. Non arrossire, intona. Il ridicolo è una sfida. Gira su se stessa, non pensa, ma gira su se stessa. Rosso cinapro è il cuore. Ora che la pupilla è sentenza, ma la parola lenta e pensata è cantata. Cuore, mio cuore, canta. Guardate, ingegnere, nemmeno le ho
faccio una cosa così, bravo! Bravo veramente, e alla fine sentimento! Però la faccia del tempo, su, mettetevi sotto e lavorate, lasciatevi la cosa. Vieni per qua! Dai, va casa! È come che ci fosse una nicchia! E allora, tu vedi che ci stanno dei soli? Un momento, Quelle cose che trovo e che ci sta, si divide. Poi si spara. Intanto al numero di amici. Non c'è bisogno, si stanno scatolielle. Allora, poi sta cartuccella arruggiata. E dimmi che si tratta. E sarà scritto, pubblico non collabora per me. Sant'Antonio, dammi il nuovo e figli tuoi vecchi, fammelo crescere sano e forte. Mannaggia chi è vivo, un bene, ragazzi, è passato questo giorno, e l'ora la marina, e Rosina non viene ancora. Ingegneri, volete restare a mangiare un boccone con noi? Oggi la Rosina ci porterà lo stocco con le patate. Lo stocco con le patate e con le olivine, sì. Toccare! Madonna come vuoi mangiare una cosa? Aspettare che siete ingegneri, ingegneri, restate con noi. Grazie, resteremo volentieri, ma non posso. Comunque, buon appetito. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie. Lavorate, Dopo mangiato, lavoriamo. Mangiare una cosa! Ora non viene! Un tocco non teneva! Se non cominciamo, che faccia fare? A rischio che ve lo prepara per domani. Io faccio fatta a preparare certe di pani, chili di busti di pomodoro e mozzarella. E tanto voglio, mi va bene così. Allora, buon appetito, ve lo dite voi, buon appetito, vi saluto. Scusate, che non tutto allichettato, che già fa, va passare, accomodatevi, accomodatevi, e che sudata faccio fare per salire questi 130 gradini e arrivare fino a qua sopra al quinto piano e pensare che quando ero giovane tutti questi gradini li facevo di corsa a 4 che sta da fare. Il tempo passa inesorabile e come diceva una cara persona che non c'è più, ogni bella scarpa diventa scarpone, bisogna rassegnarsi alla legge del tempo, questa è la vita. Io abitavo proprio qua, in questa casa. Questo è figlio dolente! Vi siete accorti o no che voi non siete muratori? No, no.
Voi siete dei becchini. Sì, perché questo palazzo è un morto che voi state chiudendo in una bara. Dovete sapere, voi pensate che la vera casa non sono le mura. Credete che la vera casa sarà tutti gli oggetti perché la gente creda di portarsi presto a casa. No. Perdonate, signori miei, perdonate. Ma ho fatto tirarci un rumo spagnolo per il camere. E quando ero su in otto stevo qua, aspettato, davanti alla scrivania di sorella. E studiavo. Facevo 1000 soldi per il mio avvenire. Ora sul balcone, mamma m'aspettava tutte le sere, fino a tardi. E là, proprio là, ad Ostabuie, mamma, quanti ricordi di questa casa, quanti ricordi. Questa carta da palazzo è quella della mia stanza. Tutti cari signori, dovrebbero dare l'ultimo saluto alla casa di un tempo. Ed io, casa mia, quinto piano mio, ti saluto. Statevi bene, buon lavoro e buona giornata. Vado via e porto nel mio cuore il ricordo di questa casa. Bravo! Ma io voglio sapere, ma chi voleva? Ma che ci hanno guaiato a giornare? Lo so, però riflettendoci, chi dà questi cose giuste? Chi l'aveva ragione? Però mo, fatica, non sento poi di fatica. Vediamo tutti i piedi e andiamo in casa. Signori, ciao!